Ancora non è iniziata la ripresa del turismo nella nostra città, è quanto emerge da una serie di interviste che TVA vi propone agli operatori del settore. Le maggiori lamentele arrivano dal fatto che poco o addirittura nulla sono stati anche gli aiuti arrivati dalle istituzioni, tutte in particolare dalla regione siciliana, che nonostante la finanziaria sia stata approvata ai primi di maggio e siamo a luglio, nulla si è visto. Aiuti che servivano a colmare le mancate entrate dovute al Covid-19 che ha visto tutti fermi e isolati. Quello che maggiormente viene chiesto è l'allontanamento quello che maggiormente viene richiesto è l'allontanamento della nave Moby Zaza ferma nel porto Empedoclino, in quanto le notizie circuitate sulla nave nelle reti nazionali non fanno altro che annullare le poche ed esigue prenotazioni che febbrilmente stanno arrivando. Questo chiedono i tour operator, in particolare ai sindaci di Porto Empedocle e di Agrigento, per non fare andare via i turisti dalla nostra città. La situazione non è ripartita affatto, abbiamo timidi segni di ripresa, ma è pur sempre una nota di colore positivo, ecco, di speranza. Cominciano le prenotazioni, cominciano a riempirsi i vari giorni di agosto, ma è sempre ben poca cosa. Certo, speravamo in qualche aiuto dello Stato, della Regione o del Comune, ma ancora non abbiamo visto niente, a parte il bonus vacanza che per la cronaca è stato rifiutato dal 97% delle strutture italiane. Quindi un bonus che viene valutato positivamente solamente dal 3% delle strutture alberghiere ed extraalberghiere, non credo sia stato una cosa positiva, ecco. Quindi cosa si potrebbe fare? Lei che è del settore, che consigli dare? Come insomma cercare di smuovere la macchina ad Agrigento? Ma la macchina di Agrigento potrebbe essere smossa in mille motivi, diciamo in mille modi, e diciamo che siamo già in notevole ritardo perché siamo in piena estate. Per quanto riguarda l'ABBA, ma ripeto ne parleremo poi nei prossimi giorni, stiamo attuando delle iniziative particolari per i nostri soci, perché purtroppo qua ad Agrigento impariamo molto presto quel detto, quell'usanza aiutati che Dio ti aiuta, cioè facciamo affidamento solo sulle nostre risorse e quindi ma cosa se ne potrebbero fare tanto? Per cominciare potremmo cominciare a pubblicizzare Agrigento, a promozionare Agrigento sulle TV, sulle reti nazionali. Esiste una tassa di soggiorno, esiste un gruzzolo notevole della tassa di soggiorno, non capisco perché la regione Campania, la regione Puglia, Matera e altre città italiane fanno spot a livello nazionale e noi invece stiamo ad aspettare. Ma cosa aspettiamo? Cosa si aspetta da Agrigento? Tutto passa, le persone si rovinano, questo è un anno memorabile, un anno disastroso, un anno che ci sta veramente violentando. Volontariamente non desidero parlare delle navi che sono in rada a Porto Empedocle perché intanto esprimo i miei sentimenti di grande dispiacere per questa gente che lascia le località, la terra natia per cercare fortuna. Dico però che sicuramente sono situazioni che vanno riviste, non può essere Porto Empedocle la porta d'Italia e la nostra zona così colpita, anche perché sappiate che quando spuntano notizie negative su Porto Empedocle, sulla nave e compagnia bella, le prenotazioni vanno come un interruttore della luce, accendi spegni, subito appena esce la notizia negativa cominciano le disdette e in un momento dove veramente le cerchiamo col lumicino le prenotazioni bisognerebbe rivedere, quindi faccio appello a Sua Eccellenza il Prefetto affinché prenda in mano la situazione e veda un attimino di dare un po' di ristoro anche mentale e quindi economico al territorio. Anche il sindaco di Porto Empedocle ha fatto un appello forte, perché la nave deve restare qui a Porto Empedocle? Ha ragione, siamo col sindaco di Porto Empedocle perché noi siamo per l'accoglienza, Agrigento, il suo territorio è stato sempre quello che si è distinto per l'accoglienza e sempre deve esserci questa accoglienza, però non possiamo continuamente essere gli unici. Qualcuno dice dov'è l'Europa, io dico dov'è l'Italia perché l'Italia potrebbe curarci e guardarci un po' meglio, attenzionare un attimino città d'arte come Agrigento, città che hanno sofferto questa crisi del coronavirus in maniera particolare.